2 anni dalla tragica esplosione, Ravanusa ha ricordato le vittime con una messa celebrata dall'arcivescovo di Agrigento. Prime critiche dopo l'inaugurazione del servizio ferroviario con l'aeroporto di Palermo. Tra le iniziative il Natale dei Cuochi, una mostra del Soroptimist e il Natale a Porto Empedocle. Approvato il bilancio dell'esercizio 2022. Per lo sport gli highlight dedicati a Trapani. Benvenuti su TVA Notizie. 2 anni fa la tragica esplosione di Ravanusa, una strage con 9 morti. A febbraio l'udienza preliminare per gli indagati, il servizio di Arturo Cantella e le interviste. Sono passati 2 anni dall'esplosione del gas che fece strage in un quartiere di Ravanusa. Era l'11 dicembre del 2021, devastando alcune palazzine, provocando 9 morti, tra cui la donna incinta al 9° mese, Selene Pagliarello, e il famoso professore Pietro Carmina. Si ricorda a tal riguardo l'impegno dei vigili del fuoco, senza fermarsi mai, operarono in via Trilussa con unità di soccorso composto da 142 persone. Ieri celebrata una messa nella chiesa madre di Ravanusa, presieduta dal vescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Nel pomeriggio un incontro sul tema della rigenerazione urbana nella biblioteca comunale. Sì, dopo 2 anni dall'evento che ha colpito la comunità di Ravanusa, che ha avuto perdite di vite umane, 10 persone scomparse, affetti, valori, famiglie, un intero quartiere devastato da una devastante esplosione. Oggi siamo qua per stamattina commemorare in chiesa le vittime che ci sono state e oggi pomeriggio invece in biblioteca nei pressi della zona dello scoppio per parlare di rigenerazione. Ecco, a che punto intanto è la situazione per quanto riguarda le famiglie che sono rimaste fuori dalle loro abitazioni? Abbiamo dato la possibilità ad alcune famiglie, laddove le condizioni tecniche delle case che sono rimaste indenni dallo scoppio lo consentono, di fare piccoli interventi di manutenzione per dare la possibilità di poter rientrare. Questo comporterà una modifica del progetto per la parte che riguarda il parco, al quale stiamo dando, come dire, una visione che tenga conto della memoria, spazi inclusivi, spazi per le famiglie, possibilità per i giovani di potersi riunire, perché come dicevo poco fa, dall'evento luttuoso dobbiamo trarre la forza, l'energia per rigenerare la nostra comunità attraverso interventi di riqualificazione che non devono essere solo riqualificazione urbana, ma anche riqualificazione sociale, culturale, che mettano al centro e abbiano da protagonisti i nostri giovani. Ecco, stamattina l'Arcivescovo di Agrigento ha celebrato questa messa in ricordo delle persone che non ci sono più. Sono stati momenti abbastanza toccanti. Momenti toccanti, di forte commozione. Non abbiate paura, abbiate coraggio, diceva il Vescovo Damiano stamattina. Un momento toccante perché erano presenti i familiari delle vittime, un momento che ha visto anche la testimonianza del colonnello Stingo, adesso anche generale dei Carabinieri, che ha vissuto in prima persona la fase iniziale dello scoppio, ma anche tutta l'attività successiva, e che ha dato veramente una testimonianza forte e di grande compartecipazione al dolore della nostra comunità e una forte spinta a ripartire e a rigenerare questa nostra comunità. Oggi, a 2 anni di distanza da quella tragedia, si ricordano le vittime della strage di Ravanusa. La Prefettura è stata da sempre vicino a questa città e in modo particolare continua ad esserlo. Sì, non posso che confermare le sue considerazioni, anche perché in questa circostanza mi piace ricordare appunto quella interessante, anche se dolorosa, esperienza che dalla via voce Sua Eccellenza il Prefetto Cocciuffa mi ebbe a rappresentare quando ho preso servizio qui in questa bella provincia. Questa occasione è un'occasione unica, straordinaria per un verso, come diceva lei giustamente, per ricordare chi purtroppo
ci ha lasciato prematuramente in una circostanza particolare. Ma è anche un'occasione per studiare insieme e cogliere l'occasione per dare lo spunto, lo stimolo per trovare sempre soluzioni migliori per rendere la nostra realtà più adeguata, più sicura, più serena sotto diversi aspetti. Creare dei servizi efficienti, realizzare delle infrastrutture che diano, come dire, buona realtà, buon andamento ovviamente della vita quotidiana delle nostre comunità, che hanno pienamente diritto ovviamente ad essere presenti. Ecco dottore, la prefettura diciamo un front office di quelle che sono le esigenze dei cittadini e soprattutto degli amministratori di questa provincia. Beh, la ringrazio di questo attestato che voi del mondo dell'informazione date alla nostra istituzione, che tra le plurime attribuzioni e prerogative che istituzionalmente vengono svolte c'è anche quella appunto di garantire la tenuta dell'ordine pubblico, essere di supporto per le esigenze di protezione civile, che sono quelle che più immediate proprio con riferimento a quanto ha interessato questa realtà qualche anno sono. Il nostro lavoro quotidiano, come dicevo in un'espressione non proprio italiana, è quello di essere al servizio dei cittadini, in tutti i sensi. La nostra istituzione, le porte dei nostri uffici sono costantemente aperte alle esigenze della cittadinanza, alle esigenze delle amministrazioni locali. Cerchiamo di essere anche di raccordo in maniera sincronica, in materia proficua, anche nei momenti di confronto, di contatto con il mondo del lavoro, con il mondo sindacale, con le attività produttive. Questa è la nostra mission. Certo, la realtà prefettizia agrigentina è fortemente interessata al fenomeno migratorio, ma non è solo quello ovviamente. Onorevole Savarino, lei è di Ravanusa e questa è una ferita ancora aperta a distanza di 2 anni, soprattutto nel ricordo delle vittime, ma anche per coloro che hanno perso tutto. Sì, è una lacerazione che ha colpito non solo fisicamente il nostro paese, ma ha lacerato i cuori dei paesani di Ravanusa e di quanti hanno perso lì i propri parenti. Oggi è giusto ricordarli, è giusto commemorare, è giusto pregare per loro, ma è giusto anche parlare di rigenerazione, quella rigenerazione che serve al territorio, ma serve anche per rigenerare i nostri cuori, quindi è un progetto che serve a riqualificare e a guardare al futuro con una speranza. Ecco, lei durante una riunione a Palermo ha preso degli impegni ben precisi, nella prossima finanziaria ci saranno i soldi per Ravanusa, per gli sfollati, per questo paese. Già il mio emendamento è passato in commissione di merito, in questi giorni è in commissione bilancio e dalla prossima settimana saremo in aula per approvarlo, ma non è l'unico impegno che ho preso e mantenuto per Ravanusa. Stiamo lavorando con l'assessore Aricò e il sindaco Pitrola insieme a me l'ha incontrato proprio un paio di settimane fa al progetto di riqualificazione urbana che riguarda proprio quest'area e che servirà a ridare speranza a questo territorio, ma devo dire anche a tutto il paese. Ecco onorevole, possiamo anticipare qualche tempo, possiamo dare una data? Allora, dipende molto siccome rientra nella nuova programmazione dei fondi di coesione e dal lavoro che si sta facendo insieme al Ministro Fitto. Io immagino già da gennaio che si metta nero su bianco, il progetto è già sul tavolo del nostro assessore, l'impegno anche del Presidente Schifani è stato chiaro nei confronti nostri di Ravanusa. Io incontrerò il Ministro Fitto il prossimo fine settimana a Roma e quindi parlerò anche con lui, ma ritengo non ci saranno problemi se non la tempistica formale che questi grandi finanziamenti hanno bisogno di passare. L'inaugurazione del servizio ferroviario Agrigento-Aeroporto di Palermo crea le prime critiche. A crearle una nota dell'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto e del deputato del PD Catanzaro. Relativamente a nuovi collegamenti diretti di Trenitalia tra Agrigento e Palermo-Punta Raisi, che ha visto ieri la presenza ad Agrigento presso la stazione centrale dei massimi vertici regionali, tra cui lo stesso governatore Schifani, l'assessore Ricogli, esponenti di Trenitalia per la relativa presentazione, arrivano anche i pareri discordanti, come quello ad esempio dell'ex sindaco di Agrigento Firetto e del parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro.
Firetto afferma che tra niente e qualcosa è sempre meglio preferire qualcosa, ma dare a questo qualcosa una tale enfasi per 2 corse giornaliere su 13, con un impegno di 2 ore e 30 o 2 ore e 40 minuti stimati per 105 km totali, è un'esagerata presa in giro, soprattutto per il fatto che l'Italia viaggia già da anni sull'alta velocità. Anziché arrossire per atavici ritardi, hanno dato l'annuncio in pompa magna. Per una città da sempre emarginata, afferma l'ex sindaco Firetto, ogni piccolo progresso, devono aver pensato alla regione, sarà accolto come un successo straordinario. Ad Agrigento siamo totalmente fuori dal mondo, che un piccolo escremento di Mosca ha fatto spostare dalla sua poltrona di Palazzo d'Orléans il presidente della regione con il suo corteo di deputati e sindaco. Questo ci dà la cifra di quanto siamo messi male. Sulla vicenda interviene anche il parlamentare dell'Arse Michele Catanzaro, che afferma come: caro presidente Schifani, per favore, niente toni entusiastici per una tratta ferroviaria in più in territori che da decenni sono trascurati, che affrontano ogni giorno gravissimi disagi, che hanno continue esigenze di mobilità, dove i turisti, nell'esaltare le bellezze del territorio, parlano anche del degrado infrastrutturale. Mentre la parte occidentale della provincia, afferma Catanzaro, è priva di rete ferroviaria da almeno 3 decenni, vive nella speranza che si faccia un ammodernamento dell'attuale strada statale 115 e quella orientale fa i conti con i collegamenti da terzo mondo. Il presidente della regione Schifani, continua Catanzaro, e i suoi assessori fanno propaganda alle spalle di migliaia di studenti e lavoratori che ogni giorno per recarsi al lavoro e per studiare sono costretti a fare grandissimi sacrifici e a perdere tempo e denaro. Chiediamo infine, conclude il capogruppo del PD, specifici dettagli sulle azioni previste per questo territorio martoriato nel contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, che prevede oltre 1,6 miliardi di investimento fino all'anno 2026. E veniamo alle iniziative per il Natale. C'è anche il Natale del Cuoco, organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento. Vediamo. L'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Salvatore Stefano questa sera insieme per festeggiare il Natale dei Cuochi con un menù ricco, abbondante e prelibato, anche ricercato. Sì, oggi è un giorno importantissimo per noi perché il Natale del Cuoco è un conviviale e abbiamo quasi tutti gli associati qua, siamo un numero molto elevato, siamo più di 150 persone tra cuochi, pasticceri e ristoratori e quant'altro, ok? Allora, il menù oggi sarà preparato dal team culinario della Sicilia, sia junior che senior hanno fatto una cosa assieme e sono proprio dei piatti inediti, che questi piatti saranno utilizzati per quando faranno le gare internazionali. Una serata particolare, no? Ci sono anche delle donne, so, che cucineranno qualcosa. Sì, ci sono i nostri lady chef che cureranno l'antipasto, tutti i suoi dettagli e quant'altro. Comunque noi siamo contentissimi proprio che ad Agrigento non c'è solamente l'associazione Cuochi d'Agrigento, ma si sono uniti addirittura altre associazioni nella nostra festa, poi la festa di tutti i cuochi. Infatti abbiamo il presidente di Palermo, presidente provinciale di Palermo, quello di Enna, quello di Caltanissetta, ok? E nonché abbiamo anche il nostro presidente regionale. Per noi è una festa, l'unione dei nostri cuochi siciliani. La cucina agrigentina si perfeziona, si specializza sempre di più, è presente anche nei vari mercati regionali e non solo. Sì, la nostra cucina agrigentina, noi dobbiamo dare un ausio alla nostra terra, al nostro mare, perché ci dà dei prodotti proprio importanti, come stasera abbiamo il pistacchio, abbiamo le mandorle, abbiamo il nostro mare ci dà le triglie, nonché anche il filettino del maialino. Siamo con lo chef Giovanni Mangione, una serata bella che accompagna verso il Santo Natale. Sì, stasera siamo qua in compagnia di tanti colleghi, dove festeggiamo appunto la serata del Natale del Cuoco, quindi siamo anche coinvolti, io sono il responsabile del settore della pasticceria, sempre a livello provinciale, e siamo qua in compagnia di tanti chef coprendo tutta la Sicilia, c'è anche il presidente regionale, credo sia provinciale,
e aspettiamo tanti colleghi che vengono appunto qua per stare in compagnia. Villa Giorgia al suo angolo qui in questo Natale per i cuochi. Sì, oggi abbiamo creato questo angolino qua per gestire le persone, abbiamo preparato questa terrina di pesce spada ripiena del Mediterraneo, è a sorpresa, diciamo assà questa si chiama, poi condita con un po' di vellutata, un po' di cipolla di Tropea caramellata, poi abbiamo un po' di terriccio dell'Etna con delle verdurine croccanti, facciamo un finger food top, come si dice, assà, ok? Grazie. Ecco, voi siete qua per presentare un progetto, parliamone. Sì, è un cookie book, un album da colorare con delle ricette ed è finalizzato ai fini di beneficenza per l'Hospice di Padova che segue bambini con malattie genetiche gravi e oncologiche in tutta Italia. Tutti i ricavati andranno all'associazione Braccio di Ferro che collabora con loro a sostenere questo ospedale. L'associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento Salvatore Schifano, oggi una bella serata dedicata al Natale per i cuochi, una serata dove avremo modo di assaggiare e voi chiaramente di preparare e far gustare un menù prelibato. Sì, certamente, per noi questa sera è una sera importante perché serve per trascorrere un momento di convivialità tra professioniste e per noi risulta questi momenti sono rari perché in base alla nostra professione siamo sempre impegnati e quindi appositamente abbiamo voluto organizzare questo evento sia per scambiarci delle idee, esperienze vissute ognuno all'interno delle proprie attività in base a dove andiamo a operare, ma nello stesso tempo diventa un momento di confronto e quindi in questo periodo del Santo Natale ci andiamo ad aggregare per scambiarci gli auguri, assieme anche alla presenza delle varie istituzioni che sono presenti nel territorio e che ci danno questo onore di poter costruire qualcosa di proficuo per il nostro territorio. Sarà un menù ricco? Sì, è un menù che viene eseguito dalle culinary team junior e senior e per loro diventerà una vetrina per potersi esibire e quindi anche allenare per potersi preparare adeguatamente per i campionati della cucina italiana che si terranno nel mese di febbraio a Rimini. E Natale a Porto Empedocle a cura dell'associazione Madame Gras, il primo appuntamento il 16 dicembre, ci sono le interviste. Nuccia Grassonelli dell'associazione Madame Gras e quest'anno partecipate con alcune iniziative al Natale Empedoclino. Cosa avete organizzato in particolare? Sì, stiamo organizzando, l'associazione Madame Gras infatti sta organizzando un evento in collaborazione con il Comune, definito il Natale Empedoclino, un programma che si inoltrerà sino al 6 gennaio. Ma per quanto riguarda ciò che è di pertinenza dell'associazione Madame Gras, le giornate saranno il 16, questo sabato 16 dicembre, il 19 ed il 21 dicembre. Sarà una manifestazione all'insegna del cibo, o meglio della distribuzione di cibo dolce e salato in piazza Kennedy il giorno 19 e quindi con i gazebo sui quali saranno distribuiti questi beni. E musiche, novene, anche intrattenimento per bambini. Scusate, il 19 in piazza Kennedy, invece il 16 dicembre, sabato, ci sarà la distribuzione di una mega torta gigante in via Roma, sempre accompagnata dalle novene ed altro. L'evento continuerà e si snoderà sino al 21 dicembre di giovedì, questa volta si sposterà in Piazza Italia dove distribuiremo i prodotti tradizionali tipo la ricotta, upani cunzato diciamolo nel nostro dialetto ed altro, sempre tutto accompagnato dalla musica.
Insomma, approfitto di questo per invitare la cittadinanza a partecipare attivamente. Oggi c'è questa tendenza, come dire, ad uno shopping sfrenato alle tecnologie, quindi questi eventi, sebbene spesso non ci siano magari non ci sia magari un elevato tasso di partecipazione, sono importanti perché ripristinano i valori tradizionali, per esempio queste musiche, anche questa ricotta, questi prodotti tipici che sono un modo di ripristinare confini identitari, sociali che il tempo inevitabilmente cancella. Ecco, questo è importante dire. Poi, sapete, tenevo a precisare un elemento e ci tengo a distribuire questo tipo di informazione. Alla maggioranza di noi solitamente viene imposto viene imposto una sorta di, non mi viene il termine, di ipocrisia, ecco, di ipocrisia continua, costante, ormai eretta a sistema. Io vorrei che questa ipocrisia venisse scardinata e vi spiego in che modo. Noi associazioni culturali, non solo Madame Gra, ma anche tutte le altre che operano sul territorio Empedoclino e non solo, credo sia opportuno instaurare una forma di collaborazione più forte con il Comune. Un Comune, noi non dobbiamo mendicare, per così dire, la loro partecipazione, perché è come se le associazioni fossero un inciampo, ecco, una forma non mi viene il termine, come se fosse, diciamo, un elemento di disturbo. In realtà non dobbiamo essere noi a mendicare la loro partecipazione, ma credo sia giusto che il Comune si attivi e che chieda il nostro supporto affinché si possano realizzare degli eventi e soltanto così si può creare comunità. Cioè scardiniamoli, sdoganiamoli certi principi, perché se non si crea il rapporto giusto, compenetrato con il Comune, con gli enti, non si crea quella comunità, perché un comune è sempre una piccola repubblica all'interno di una repubblica e se quindi non creiamo comunità non ci sarà partecipazione né sviluppo. E approfitto comunque anche per ringraziare coloro i quali anche dall'esterno stanno partecipando. Intanto l'AICS, che sta curando una parte dell'evento, e poi gli Empedoclini, la ditta di Cosimo Forte per la distribuzione dell'acqua e Giuseppe Ficarra per le piante e per i fiori. Ecco, è giusto dare il giusto tributo a chi sta partecipando. Quindi vi invito il 16, il 19 e il 21 a partecipare a Porto Empedocle al nostro evento. Antonia Genovese dell'associazione Madame Gra di Porto Empedocle, diamo qualche informazione. Intanto, a che ora avranno inizio questi eventi? Tutte e tre le serate in cui noi stiamo collaborando inizieranno sempre intorno alle 18:30. In particolare però volevo precisare che vorrei ringraziare tutti i membri dell'associazione Madame Gra e poi anche che noi associazione non ci fermeremo soltanto in questo evento natalizio per dare solamente un momento lieto sia per adulti che per bambini. Stiamo lavorando anche per altri progetti che a breve vi aggiorneremo. Restiamo in tema natalizio. È stata inaugurata al Castello Chiaramonte di Favara una collettiva di pittura contro la violenza sulle donne a cura del Soro Optimist di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano, che nel corso del suo biennio da presidente del club ha organizzato diversi interessanti appuntamenti, tra cui appunto questo della mostra che si potrà visitare fino al 29 di dicembre. Vediamo. Continuano le iniziative del Soro Optimist qui a Favara al Castello Chiaramontano con la mostra itinerante di pittura. Diciamo che questo è l'ultimo evento di questo biennio da me presieduto e abbiamo portato avanti questo progetto di una mostra itinerante che parla del tema della violenza sulle donne, una mostra che abbiamo detto è partita da Agrigento, adesso si trova a Favara e nel frattempo è cresciuta sia come numero di artisti che hanno aderito che anche diciamo come persone, nel senso che inizialmente l'avevamo riservata alle scuole e ad artiste donne, mentre adesso abbiamo aperto agli uomini perché il tema della violenza sulle donne
non è un problema delle donne, ma è un problema invece per il quale bisogna sensibilizzare e discutere proprio con gli uomini, e in questa sede abbiamo tanti artisti che hanno aderito. C'è una bellissima exhibition proprio molto ricca, la mostra è cresciuta, il nostro messaggio contro la violenza va avanti e da oggi sarà qui al Castello Chiaramontano di Favara fino al 29 di dicembre, momento in cui scadrà il mio mandato e così chiuderemo i battenti di questo biennio. Siamo con il vice sindaco Antonio Liotta di Favara, che oggi ha avuto il piacere di ospitare questa collettiva di pittura del Sor Optimis qui al Castello Chiaramontano. È una mostra, un evento culturale che l'amministrazione di Favara ha voluto in maniera forte perché è un modo di contribuire a sviluppare i concetti che portano attraverso l'arte a educare verso il rispetto umano. In questo caso noi sappiamo benissimo che tutta la mostra è organizzata per dire no alla violenza di genere o alla violenza in generale. E quindi siamo veramente contenti. Abbiamo inserito nel cartellone delle manifestazioni ufficiali del Comune questo evento organizzato dal Sor Optimis con l'amministrazione. Anche Maria Concetta De Marco ha voluto essere presente a questa iniziativa, all'inaugurazione di questa mostra qui al Castello Chiaramontano organizzata da Sor Optimis. Sì, grazie per avermi invitato. Io credo che sia importante partecipare a questo genere di eventi. Il mio intervento racconterà due piccole storie però vere, che dimostrano il senso che può avere l'arte nei confronti del problema della violenza sulle donne. È anche questo un modo per combatterlo, un modo pacifico. Maestro Enzo Patti ha voluto la mostra itinerante sulla violenza di genere del Sor Optimis anche a Favara. Ecco, dopo la mostra al centro commerciale, che ha avuto un grande successo anche soprattutto di pubblico, e oggi siamo qui invece al Castello Chiaramontano di Favara per la seconda edizione. La mostra nel corso di questi giorni è cresciuta sia numericamente, perché nella prima edizione avevamo solo gli espositrici, tutte donne. Adesso abbiamo sia le donne che gli uomini, perché abbiamo compreso che era giusto coinvolgere anche e soprattutto i maschietti. La mostra, è a carattere itinerante e nasce soprattutto da un'idea della giornalista dottoressa Margherita Trupiano, che mi ha subito coinvolto per quanto riguarda l'attuazione di questa sua iniziativa, cosa che io senza esitazione alcuna ho accettato immediatamente. Dunque oggi siamo qui in questo maniero del Castello di Favara fino al giorno 29. È una mostra molto articolata, perché oltre alle pitture a tema ci sono anche delle esposizioni fuori tema, per rendere ancora più bella e variabile tutta la manifestazione. Quindi ci sono anche sculture di un carissimo artista locale che è Lillo Todaro, il quale espone oltre alle sculture le opere in pittura, ma soprattutto questa volta ha voluto portare le figure di marmo, perché sono fredde, che sono le figure delle donne, e quindi per questo io vi esalto a vedere questa manifestazione, perché è una manifestazione di qualità. Quindi la manifestazione è sempre aperta, segue gli orari di uffici e fino al giorno 29 chiunque la può visitare. Pausa per la pubblicità, linea alla regia.
Ieri ci siamo occupati dei disagi causati da una rottura nella condotta idrica a Fontanelle, con la rabbia dei cittadini che ai nostri microfoni avevano annunciato una denuncia alla Procura della Repubblica. Questa mattina nella zona sono arrivati gli operai dell'AICA per accertare la causa del disservizio. L'Assemblea dei Sindaci nella sede dell'AICA ha approvato il bilancio d'esercizio 2022. Le interviste. L'Assemblea oggi ha finalmente approvato il bilancio di esercizio del 2022 con un certo ritardo, lo dobbiamo sottolineare, dovuto sia ai tempi che sono stati necessari per la predisposizione dello stesso e poi per la maturazione dei tempi politici. Sono soddisfatto per l'approvazione del bilancio, però devo sottolineare, devo concordare sui diversi aspetti, sulle diverse criticità negative che sono state evidenziate da parte dei miei colleghi, che con responsabilità hanno approvato il bilancio, però hanno evidenziato tutta una serie di cose che devono essere risolte, a partire dal versamento della quota sociale del Comune di Licata, che ancora non si è adoperato in tal senso, a partire dalla necessità di fare in modo che i comuni che non hanno ancora votato in Consiglio Comunale il prestito erogato, la cosiddetta anticipazione straordinaria messa a disposizione dalla Regione Siciliana, devono assolutamente concludere questo processo sia politico che amministrativo, e soprattutto ci sono diversi comuni che sono in ritardo con i pagamenti, che devono naturalmente fare qualcosa di più affinché AICA possa continuare ad esistere, ad operare in maniera efficiente sul mercato. Abbiamo chiesto anche al Consiglio di amministrazione un intervento importante per quanto concerne le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Purtroppo le procedure di scelta dei contraenti che sono state utilizzate negli ultimi mesi sono rivelate inefficaci e stanno creando tutta una serie di problemi. Questo cosa significa? Significa va bene, abbiamo approvato il bilancio di esercizio, ma adesso si ricomincia veramente da capo e bisogna risolvere i problemi nel più breve tempo. Poi se ci sono dei sindaci, se ci sono dei soci, dei comuni, dei consigli comunali che non vogliono fare parte di AICA, possono uscire dalla società in qualunque momento, anzi io direi di aprire un tavolo per capire chi ci sta e chi non ci sta. Pur essendo un bilancio che fondamentalmente si riferisce al 2022, quindi non fa parte della gestione attuale sia del Consiglio di amministrazione che della direzione generale, intanto è un fatto importante averlo approvato. A giorni sarà approvato il budget 2023 e subito dopo il 2024, in maniera tale che tendiamo di rimettere un po' su la società con tutte le difficoltà che diuturnamente si vedono. Oggi è una giornata importante non tanto per il pregresso quanto per il futuro di AICA. Abbiamo approvato il documento economico-finanziario del 2022 e quindi finalmente si chiude una pagina, ma il fatto importante è per riaprirne un'altra di pagina, che è quella che vedrà una nuova stagione di condivisione delle problematiche che oggi sono sul terreno e che non possono essere risolte se non c'è la condivisione di tutti gli organi di AICA, per approdare a una nuova stagione nella quale l'azienda possa assolutamente raggiungere gli obiettivi per la quale è stata creata. Acqua Pubblica è un patrimonio che oggi noi abbiamo e dobbiamo difenderla strenuamente, e questa è la prima pietra che oggi abbiamo mosso con l'approvazione di questo bilancio, è sintomatica di quello che è intendimento della CDA ma anche degli altri organi di poter operare a servizio delle comunità che noi amministriamo. Veniamo alla cronaca. Un uomo di Palma di Montechiaro, residente in Germania, Gioacchino Alotto, di 68 anni, è morto questa mattina per una caduta dal tetto. A quanto pare l'uomo è scivolato dal tetto dell'abitazione dove stava ripulendo la grondaia. Omicidio stradale per un autista di un tir che sulla statale 113 nel Messinese ha causato un incidente in cui è morto un imprenditore. Stazionarie, ma pur sempre gravi, le condizioni della donna rimasta ferita nell'incidente stradale di giovedì scorso avvenuto sulla statale 113 a Capodorlando.
La donna si trova ora ricoverata e sotto osservazione presso l'ospedale policlinico di Messina. Il 39enne, che ha perso il controllo del tir causando il grave incidente, si trova ora sotto accusa per l'ipotesi di omicidio stradale. Nell'incidente ha infatti perso la vita un uomo di 60 anni, Carmelo Masi, marito della donna rimasta ferita. La coppia era molto conosciuta a Brolo in quanto titolare di un'azienda di prodotti per agricoltura ed animali. Il 7 dicembre stavano percorrendo quel tratto stradale quando l'auto a bordo della quale viaggiavano è stata centrata dal rimorchio di un tir finito fuori corsia mentre procedeva in senso opposto. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all'uomo alla guida dell'autovettura. La moglie, invece, che era seduta a fianco nel posto passeggero, si trova tuttora in ospedale in condizioni gravissime. Le attività investigative nel frattempo procedono per cercare di risalire alla causa del terribile incidente nel quale sono rimasti coinvolti altri 2 mezzi, fortunatamente senza conseguenze per i rispettivi conducenti. Illeso è rimasto anche l'uomo di 39 anni che guidava il tir, sceso appena in tempo prima che la cabina prendesse fuoco. Si stanno vagliando le varie ipotesi che potrebbero aver causato l'incidente, intanto il trasportatore risulta iscritto sul registro degli indagati con le ipotesi di omicidio stradale. Da gennaio non basterà la semplice ricetta per esami e prestazioni mediche. Tutto verrà eseguito a pagamento. Il motivo è il nuovo tariffario che indica i prezzi delle prestazioni. I laboratori di analisi si rivolgono al presidente della regione Schifani al fine di ritardare le nuove norme ed evitare pesanti disagi agli utenti che sarebbero costretti a pagare per intero i costi delle analisi. A Messina la prima auto elettrica realizzata dagli studenti. Vediamo. È stata presentata al Comune di Messina la prima auto elettrica realizzata interamente da studenti e docenti dell'Istituto Verona Trento di Messina nell'ambito del progetto MEME. Per la prima volta in Italia un gruppo di docenti e studenti della nostra città ha realizzato interamente a scuola un'auto elettrica ed ecologica, esempio di un importante passo avanti nella sostenibilità ambientale. La scelta di investire in tecnologie ecologiche e innovative dimostra un impegno concreto per la tutela dell'ambiente e una visione a lungo termine per un futuro più sostenibile. Esprimiamo la soddisfazione da parte della Giunta e della comunità, poiché quest'auto rappresenta un esempio tangibile di come sia possibile unire innovazione e rispetto per l'ambiente. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere solo il primo di una lunga serie di progetti simili, promuovendo una cultura ecologica nella città. A dirlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, durante la presentazione a Palazzo Zanca dell'auto elettrica. Questa importante idea, ha aggiunto anche il vice sindaco Salvatore Mondello, ha portato alla creazione di un veicolo che utilizza fonti di energia pulita, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo uno stile di vita più ecologico. Sono estremamente felice di questa iniziativa che dimostra come la ricerca e l'innovazione possano portare a risultati concreti e positivi per la società e per l'ambiente. Il progetto dalla propulsione, adottando un propulsore differente appunto da quello in origine. Il motore a scoppio originale è stato sostituito da un motore elettrico in corrente continua, dalla tensione di 24 volt, correnti nominali di circa 100 A e dalla potenza di quasi 3 cavalli, che proveniva inizialmente da un muletto, comandava le forche di un muletto. Successivamente l'abbiamo impiantato sulla vettura mantenendo la trasmissione originale, mantenendo la ciclistica dell'autovettura originale della Renault 5. Il motore è comandato da un'elettronica di potenza che attraverso il pedale dell'acceleratore, che non è altro che un sensore di posizione, attraverso la tecnica della variazione di frequenza di impulsi, in base alla posizione di esso proporzionalmente varia la tensione media fornita al motore. In questo modo gestiamo la velocità. La velocità massima di rotazione del motore è di 2500 giri. Naturalmente non ci siamo limitati solo a sostituire il propulsore, abbiamo implementato sulla vettura delle elettroniche di controllo, un sistema infotelematico d'ultima generazione che si compone di un modulo Bluetooth e di uno Wi-Fi e dei display LCD che sono governati da microcontrollori che ci forniscono i dati appunto della sensoristica di cui abbiamo dotato la vettura. L'LCD di destra ci dà indicazioni rispetto alla temperatura del motore, della batteria, dell'abitacolo, della tensione a cui è alimentato il motore. Quello di sinistra invece ci dà delle indicazioni rispetto alla velocità del rotore del motore elettrico. La macchina è inoltre dotata di comandi vocali. Per esempio potremmo chiedere alla nostra vettura
Chi sei? Io rappresento un esempio di veicolo altamente tecnologico ma ad impatto zero, zero emissioni e zero costi, poiché sono stato realizzato con materiali di riciclo ed alimentato all'energia rinnovabile, attraverso un innovativo sistema di accumulo, fornito da CMR e di tecnologie avanzate e dell'energia di Messina. Conferenza stampa al Teatro della Posta Vecchia ad Agrigento del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Arturo Cantella. Un bilancio della settimana pirandelliana che si è svolta a Palermo, non ad Agrigento. È un bilancio ottimo, direi, perché abbiamo avuto la presenza di 400 ragazzi di 29 scuole che provenienti da 6 regioni. Questo è importante per noi, anche importanti i prodotti che sono stati presentati, perché i ragazzi che vengono al convegno Pirandelliani non sono spettatori, ma sono attori. Ognuno per partecipare deve aver svolto una tesina o ideato un cortometraggio e quest'anno per la prima volta hanno anche ideato una partitura musicale e ne sono pervenuti 5 partiture e anche questo è stato molto importante. Ecco, perché avete svolto la manifestazione a Palermo? Perché non avevamo possibilità di farla ad Agrigento. Ma si dice che il Comune vi abbia, almeno da quello che sono le fonti, vi abbia detto un contributo che voi l'avete rifiutato. Io rispondo dal 2022, da quando sono stata eletta Presidente. A me questo contributo non è stato proposto. Io posso dire solo che dal momento in cui mi sono insediata ho cercato l'incontro con le istituzioni. Ho incontrato il sindaco, il quale mi ha detto, al quale abbiamo portato la convenzione che c'era fatta, abbiamo cambiato i nomi perché la Presidente adesso ero io e non era il professore Miliotto, il sindaco ha detto che avrebbe visto sul bilancio, stiamo attendendo. Professor Miliotto, lei è il Presidente emerito del Centro Studi, un bilancio su questa attività, un'attività che si è svolta purtroppo a Palermo, Agrigento, la sede, insomma Pirandello è nato ad Agrigento, però la settimana pirandelliana non si è svolta ad Agrigento. Non si è svolta ad Agrigento per il semplice fatto che noi non abbiamo ricevuto nessun contributo, quindi la domanda perché il convegno non si è svolto ad Agrigento la dovete porre, diciamo così, alle istituzioni. Sono le istituzioni che devono dire il convegno agrigentino, il 60°, questo era il nostro, si è svolto a Palermo per questi motivi, cioè lo devono dire loro perché il convegno si è svolto a Palermo. Noi possiamo dire soltanto di non avere ricevuto nessun contributo da parte delle istituzioni nostre, dico nostre perché siamo agrigentini. Voi avete fatto delle istanze varianti qui ad Agrigento a chi? Tantissime istanze, e ripetute, reiterate all'amministrazione comunale, al sindaco e al parco archeologico, al direttore del parco archeologico, ma non un'istanza ripetuta diverse volte. E non solo questo, ma abbiamo proposto anche una convenzione, cioè di riprendere una convenzione triennale almeno che era già esistita nel passato. Bene, per dire delle date, l'ho presentato una prima volta, questa convenzione, questo progetto di convenzione, in gennaio, l'ho presentato ancora una volta l'8 di febbraio, e parlo del 22, nessuna risposta. Nel settembre del 22 la nuova Presidente, la professoressa preside Carmela Pace, in una visita che insieme abbiamo fatto al sindaco, intanto una visita formale perché siamo andati a salutare il rappresentante maggiore, diciamo, della città, e nell'occasione abbiamo ripresentato al sindaco questa benedetta convenzione. Perché diciamo convenzione? Il centro, come è ben noto, ha una programmazione pluriennale. Il centro, l'attività, la sua attività, la inizia nel febbraio, quindi a un mese dalla chiusura del convegno precedente, e si conclude a dicembre con il convegno, per poi riprendere i lavori di nuovo a febbraio, quindi è un'attività tutto l'anno, e per far questo ci vuole una programmazione pluriennale.
cosa che noi facciamo sempre. Quindi è un proposito che noi perseguiamo con costanza, ma anche con la piena consapevolezza che un'attività si può svolgere nel pieno solo se si prevede anche nel futuro, si proietta nel futuro. Quindi per fare questo il centro ha bisogno di sostegni. Quando questi sostegni locali magari non ci sono, poi assume decisioni per cui il convegno ad Agrigento non può sussistere, andiamo dove invece viene accolto. Per un altro anno che previsione avete? Dunque, per il 2024 noi abbiamo già tutto pronto. Devo dire che il convegno 2024 è pronto nella sua ideazione, nel suo tema da svolgere, infatti si occuperà di un centenario importantissimo, cioè la fondazione del Teatro d'Arte di Roma con Pirandello Capocomico, e qui apriremo un discorso molto importante che dal 1924 si proietta nel 2024 perché riguarda il teatro. Crisi del teatro allora, ma non come magari produzione di testi, c'era anche quello, tranne Pirandello, insomma, e altri pochi drammaturgi, ma come crisi del teatro nell'organizzazione, nella drammaturgia. Per esempio, ora come ora è in corso un dibattito ferratissimo tra tutti gli operatori teatrali e culturali per vedere il teatro dove tende, qual è lo stato attuale, che fine farà. La drammaturgia stessa, cioè la produzione di testi teatrali, com'è, di che qualità è. Una compagnia teatrale è in grado di poter sostenere un peso peso finanziario naturalmente così importante. Ecco, tutti questi problemi che erano vivi nel 1924, per cui nacque il Teatro d'Arte con Pirandello Capocomico, ci sarebbe da fare tutta una storia, ma non è il caso. Ora, quindi questo convegno sarà di una attualità estrema. Affronteremo noi il problema teatro sulla base di quella che c'era nel 1924. Pagina sportiva, calcio, vediamo gli highlight di Licata Trapani a cura di Wisport. Match d'alta classifica al Saraceno di Ravanusa tra il Licata, quinto in classifica, il Trapani capolista al momento, solitaria. Padroni di casa reduce alla sconfitta rimediata all'Aldo Campo di Ragusa per 2-1, che vorranno certamente rialzare la testa. Uomini di Alfio Torrisi ancora imbattuti alla 17ª giornata del campionato di Serie D. Unici scivoloni complici della distanza minima dal secondo posto sono i pareggi con Acireale e Siracusa, seconda della classe a -2. Al settimo di gioco, primo squillo del Trapani con Kragel che sterza calcia sotto le gambe di Rotulo, facile parata da parte di Valenti, prova ad accendersi subito il numero 69 di mister Torrisi, Mancino, che risulta centrale. Immediata risposta licatese con il lancio profondo di Valenti a premiare la corsa di Minacori, punta l'avversario Minacori, lo ubriaca di finte Minacori, sterza sul Mancino, palla al centro, poi a quadro favorisce l'intervento da parte di Uicai. Gara che scorre via piacevolmente al Saraceno di Ravanusa con l'imbeccata per il taglio profondo di Mascari. La bordata termina sull'esterno della rete al minuto 20. Altra occasionissima per gli uomini di Alfio Torrisi. Qui Mascari scappa via al diretto marcatore, carica il destro a salve in questa occasione. 7 minuti più tardi Oliver Kragel dai 25 metri circa arma il suo pregevole Mancino, va sulla barriera Kragel all'incrocio per il vantaggio Granata, firma l'8º centro in campionato con la specialità della casa, il numero 69 mister Alfio Torrisi. Anche in Serie D non perde il vizio e buca i guantoni di Valenti. Immediata risposta licatese con Rotulo, pallone che premia il taglio di Saito, incornata imperiosa, buca i guantoni di Uicai per l'1-1 di giornata. Ha segnato il classe 2004 Leonardo Saito
intervento perfettamente assistito da Riccardo Rotulo, tra i migliori interpreti del ruolo nel girone I di Serie D. Palla liftata per la frustata di testa di Saito. Non esente da colpe nell'occasione, l'estremo difensore Granata va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di 1-1 dopo 4 giri di lancette. Corner per il Trapani, Sabatino va con la frustata di testa, spacca, la traversa il capitano Granata. Perfetto terzo tempo dell'ex ACR Messina, che prende il tempo al diretto marcatore. Solo la sfortuna impedisce di scrivere il proprio cognome nel tabellino dei marcatori. Trapani che si affida per lo più ai calci piazzati al 65esimo, angolo battuto da Kragel. Sabatino fa da torre per Ba, che sotto misura riporta in vantaggio i Granata. 1-2 al Saraceno di Ravanusa. La firma è quella di Racine Ba, perfettamente assistito da Sabatino. Il solito corner di Oliver Kragel, lo strapotere fisico del centrale difensivo di mister Torrisi, la freddezza di Racine Ba che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Ancora Trapani pericoloso su calcio piazzato, questo è di fatto un corner ravvicinato nel cuore dell'area di rigore sul secondo palo, ci prova Palermo, Valenti è ben appostato al quinto e ultimo minuto di recupero sugli sviluppi di una rimessa laterale filtrante. L'ex di giornata Samaché per Sbrissa che scarica la conclusione, si fa trovare pronto Valenti. Questa l'ultima emozione della sfida del Saraceno, non basta un'ottima prestazione agli uomini di mister Pippo Romano per portare via punti e il Trapani a espugnare il Saraceno di Ravanusa, allungare in vetta alla classifica a +4. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.